Scatman's World. Siamo alla Parigi-Nizza, siamo al prologo, tappa 1 in preparazione del Giro d'Italia, ma questa la voglio vincere dopo la grande vittoria nella Vuelta di Andalusia. Ragazzi, mi voglio portare a casa anche la Parigi-Nizza, siamo in una buona forma, abbiamo Michael Matthews primo, abbiamo veramente una buona squadra. Andiamo ragazzi, inizia il prologo del Parigi-Nizza, raga, ricordo che è uscito Pro Cycling Manager 2016, aspetto le patch, poi insomma, ci saranno video anche su quello, perché poi cominceremo la carriera anche là, però come promesso voglio portare la carriera molto avanti anche su questo, perché voglio vedere se riesco a vincere tutto, cazzo. Tanto con Pro Cycling abbiamo tempo, nel senso adesso devono ancora uscire le mod, quindi praticamente il gioco non è uscito, raga. Dai fioi. Guardatelo il Cume Fiero, il campione del Tour de France dell'anno scorso. Mancano 2 km 2, vediamo se riusciamo a strappare la prima posizione a Metis, perché noi siamo forti a cronometro, però insomma questa è pianura pura, quindi non fortissimi, e il prologo 72 abbiamo, quindi vediamo. Manca 1 chilometro, dai veneziano. Beh, vincere già la prima tappa della Parigi-Nizza sono Pippotti. Dai fioi, ultimo rettilineo, il Cume da tutto, il Cume da tutto. No. Nono posto Cumendiano. Eccoci qua, fioi, abbiamo uno squadrone devastante. Siamo già alla quinta tappa perché erano tutte tappe per velocisti. Matthews, maglia gialla, poi abbiamo come giovane, non sono io il miglior giovane, ma Debs. Poi abbiamo Kreuziger, abbiamo una squadra, si può vincere tutto, Si può vincere tutto, mancano ultimi 11 km, ultima salita. Ok, alla Croix de Schubert, vai. In tipico francese puro. No, cioè, tutta la mia squadra messa benissimo, raga. Ok, cominciamo a ragionare. Eccoci qua. Però abbiamo una forma di meno 3, questo non è positivo. Questo non è positivo, adesso vediamo se possiamo provare un qualcosa. Attenzione Ulissi, attenzione, provano a scattare i miei. Devo aumentare un po' i giri, ma non sono in una forma strepitosa. Però, il Cume ragazzi, vincitore del Tour l'anno scorso, quindi sto facendo un po' di fatica, raga, al passo, Porca puttana, la vedo duretta questa, la vedo. Proviamo a cazzarci un po' di più. Pendenza del 6,3, raga, pendenza del 6,3, nessuno scatta, tutti hanno un po' paura. Proviamo a scattare, ma non siamo in una forma strepitosa. Il Cume ci prova. Il Cumendino ci prova, nel gruppo 3 il Cumendino. Qua c'è i due Martin. Eccoci qua. Eccoci qua ragazzi. Mamma mia, il Cume non ce la fa oggi. Gel energetico, ma il Cume è distrutto. Il Cume è realmente distrutto. Il Cume sulle gambe, il Cume sulle gambe. Purtroppo veneziani sulle gambe. Abbiamo recuperato qualcosa su qualcuno, però il nostro ho paura che perda la maglia, Proviamo l'ultimo scatto. Manca 1,5 km. Proviamo a dare tutto agli ultimi 900 metri. Ma siamo veramente massacrati. Ho pagato il meno 3 di giornata. Vince Daniel Martin. Noi chiudiamo all'8° posto. Porca puttana. All'8° posto, perdiamo anche la maglia gialla, perdiamo tanto, però forse prendo la maglia giovani. Tappa difficile ragazzi, tappa veramente complicata, Cioè quel meno 3 mi ha assassinato le gambe nel tratto finale. Adesso vediamo nella classifica generale come siamo, eravamo 13esimi. Ok, vediamo un po'. Siamo qui, sesti a 13 secondi, mamma mia, una Parigi-Nizza veramente super equilibrata. Vediamo nella classifica giovani, ok, primi a 1 minuto e 30, alla grandissima. Sì, siamo alla tappa 7 di 8, settima tappa con un arrivo in discesa,
Poi possiamo, adesso ho in mente una tattica, un qualcosa. Stiamo calmi, raga, stiamo calmi. Se si devo salire al Côte de Pelé, proprio in francesissimo, francese. Ok, siamo in questa salita prima o dopo della discesa, ok. Voglio fare una grande cosa, raga, vediamo solo la forza. Bisogna capire se ho la forza e la grinta. Tanto la mia squadra non tirerà sicuramente, però c'è chiaramente... E attenzione, il Cume se ne va adesso. Il Cume se ne va a 28 km dal traguardo. Vai Cume, vediamo cosa combina Veneziano. Vediamo cosa combina Veneziano. Attenzione, il Vene se ne sta andando. Vene se ne sta andando. Vai Cume, ne manca 1,8 km, 1,8 km. Ok. Adesso dobbiamo recuperare però, cazzo. Adesso bisogna recuperare. Bisogna recuperare. Abbiamo già un piccolo vantaggio sul gruppetto. Poi in discesa dobbiamo fare la selezione. Vai Cume, vediamo, lei è dura, lei è dura. Lei è molto dura, ragazzi, lei è molto dura. E il Cume ci prova ancora. E il Cume prova ad andarsene via. Vediamo Veneziano cosa riesce a fare in discesa. No, calma, calma, calma. Forse ho un po' esagerato. Siamo nel gruppo 2. Allora, quale duri, mamma mia. Siamo molto frazionati. Ok. Allora, vediamo un po' i distacchi. Però dai, non siamo messi malissimo secondo me. Ho fatto una buona cosa a mio parere, a mio modestissimo parere. Dai Veneziano. Siamo con Bardet e Yates. Siamo con Bardet che è quinto, quindi ma ce la giochiamo con lui in questo momento. Ce la giochiamo con il porco, perché la maglia gialla è indietro. Eh sì, la maglia gialla è qua. Beh, insomma, dietro è un minuto, meno di un minuto. Meno di un minuto. Sto facendo molta fatica però, ragazzi. Ok, andiamo così. Ok. Sto perdendo tanto però della barra gialla. Mamma mia, la maglia gialla è in crisi, la maglia gialla è in crisi. La sfida è con Bardet. Strano. Mentre io e il Bardet ci siamo sempre. Non riesco a recuperare però la barra gialla e questo non mi piace. Ok, adesso ci siamo. Siamo a 1,33, perfetto. La gara è tra di noi. Il Kuma ha fatto la mossa giusta al momento giusto. Bravo Kuma. Bravissimo Kuma. La barra rossa è completa, la verde è perfetta per il momento, ok. Adesso bisogna recuperare la gialla. Se recuperiamo la gialla andiamo a vincere la tappa. Dobbiamo stare molto attenti perché Bardet in accelerazione a 78. E vediamo Yates, come cazzo la pronuncia di Yates è sempre particolare. Sono tutti e due più forti, devo partire prima. Devo partire prima, raga. Devo partire adesso, come prova a partire adesso, ma partono anche gli altri purtroppo. Partono anche gli altri. Vai Veneziano. In accelerazione purtroppo sono loro favoriti. Sono loro i favoriti in accelerazione. Sono loro i favoriti in accelerazione. Il Cube però parte scatenato. Il Cube se ne va subito. Il Cube se ne va. E il Cube va a vincere. Yes! Come li ho massacrati ragazzi. Con parametri inferiori. Mamma mia che Cube signori. Mamma mia che Cube. Mi vado a prendere anche la Parigi-Nizza. Mamma che Cube. Certo che la squadra mi ha portato mi ha portato alla cima in maniera devastante. Veramente io ringrazio una squadra di fenomeni. Mamma mia, come mi sono preso la maglia gialla. Come me la sono presa, raga, da fenomeno. Da fenomeno assoluto.
Bravo Kuma, bravissimo Kuma, veramente la mossa vincente è stata spartire prima la forma del... Sento che sono già tanto in forma però, questo mi fa un po' paura per il giro. Eccoci qua. Ragazzi, abbiamo un secondo su Bardet, sono pazzeschi i miei giri, sono pazzeschi. Comunque maglia gialla, grandissimo veneziano e altra vittoria. 14ª vittoria in carriera. E adesso andiamo per l'ultima tappa decisiva. Migliori giovani chiaramente. Ok. Ragazzi, purtroppo sta tappa mi dà di problemi, mi crasha. Ogni tanto capita su Pro Cycling, quindi dobbiamo fare l'esperienza, dobbiamo simularla e non possiamo vedere l'ultima tappa della Parigi-Nizza. Porca di quella mignotta. Speriamo di tenere la prima posizione. È una cronometro da 9 km in salita, quindi sulla carta sono strafavorito. Simulation rapida. 3, 2, 1. Fanculo anche il crash. Go. Ti prego, dammi la vittoria alla Parigi. E si va a vincere anche il tappone finale. E si va a vincere anche il tappone finale, ragazzi. Vinciamo la Parigi-Nizza con la grande vittoria nella tappa 7. Allora, vinciamo la Parigi in montagna. Vince Bill Gitten. Ai punti vince il porco di Michael Matthews, scusate. Giovani, chiaramente vinciamo noi. E a squadra vince la Tinkoff Saxo, ragazzi, siamo devastanti. Mi dispiace questa tappa, ma proprio mi crashava continuamente. Sono quei vaneggi che mi stanno abbastanza sui coglioni. Però arriva una Parigi-Nizza mondiale, ragazzi, saliamo anche, vediamo un attimo se saliamo. Mamma mia, ragazzi, un'altra pagina incredibile. Niente, quello mi crashava sempre quando partiva lo 90°, cazzo, vabbè. Ogni tanto, ecco, l'unico difetto di sto gioco sono sti piccoli crash in tappe random, ogni tanto arrivano, raga. Bisogna accettarlo. Oh, e saliamo anche di livello, vediamo un po'. Allora, più 1 in montagna 81, niente, l'accelerazione non mi sale più, non c'è niente da fare. Porca puttana. Allora, vabbè, grinta più 1. Ma potevamo salire molto meglio, sinceramente. Allora, facciamo programma, no, allenamento. Adesso noi abbiamo veramente molto riposo perché voglio riposarmi tanto, onestamente. Quindi ci sarà il Tour di Romandia che comincerà il 28 aprile, qua siamo il 18 marzo, ma adesso abbiamo solo riposo. Adesso mi alleno alla grande perché devo fare il Tour di Romandia e poi cominciare il giro dopo pochi giorni. Allora, facciamo così. Allenamento. Stavolta vorrei provare un allenamento un po' diverso. Allora facciamo i primi 3 giorni, facciamo 3, 4, 3 e 4 intanto, no. Ok, facciamo così intanto, perché l'altra volta ho fatto un allenamento più intenso nella parte centrale e basso nella parte finale, adesso facciamo tanto così. Va buon raga, adesso ci prepariamo per il Tour di Romandia. Cioè prima deve essere la Milano-Sanremo tra 4 giorni chiaramente. Anzi no, sai cosa facciamo? Ci spariamo subito anche la Milano-Sanremo, così... Oh no, la Milano-Sanremo, visto che la tappa più la corsa, la super classica ed è anche la tappa più lunga, la facciamo in un video a parte quando cominciamo a Romandia. Buon raga, ho saluto il comandone veneziano, adesso va in preparazione per il Giro d'Italia con Milano-Sanremo che comunque è una gara singola, una super classica, la gara più lunga e il Tour di Romandia. Ciao!